Le irregolarità scoperte dal nucleo carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro in alcuni cantieri del Veneziano confermano secondo l'ANCE quanto da tempo denunciato dall'Associazione dei costruttori edili. Quello che per la delicatezza e l'intrinseca pericolosità di alcune lavorazioni richiederebbe particolare qualificazione e competenza, si rivela invece un settore aperto, nel quale chiunque può improvvisarsi operatore senza che vi sia alcun filtro o selezione d'ingresso. Ben vengano dunque i controlli delle forze dell'ordine, degli altri enti preposti, ben vengano le sanzioni, anche pesanti, che colpiscano chi si rende responsabile di violazioni così grandi a regole fondamentali e per questo merita di essere espulso dal mercato. Nel mirino dell'associazione guidata a Venezia da Giovanni Salmistrari c'è la nascita incontrollata di quelle che vengono definite pseudo-imprese, prive di qualunque professionalità o affidabilità, che prosperano sul mancato rispetto delle regole, prime tra tutte quella sulla sicurezza sul lavoro o sul trattamento dei lavoratori. ANCE Venezia, con i propri enti bilaterali, è in prima linea, sempre sia sul fronte della formazione per la sicurezza, sia sulla visita nei cantieri, per assistere le imprese e verificare insieme a loro l'assoluto rispetto delle normative in materia di sicurezza. Un impegno che nell'ultimo anno ha visto 445 visite nei cantieri di tutto il territorio dell'area metropolitana di Venezia, isole della laguna incluse, 337 corsi di formazione e oltre 3.200 ore di formazione erogate con più di 2.600 persone formate.